Bene, benvenuti a Volastra e ora vi racconto un po' la storia di questo carinissimo borgo che fa parte proprio del Parco Nazionale delle Cinque Terre. Magari ne avete sentito meno parlare delle più blasonate, però anche qui siamo proprio nel centro del Parco delle Cinque Terre. Considerate che ora noi qui siamo proprio lungo uno dei sentieri che collegano le Cinque Terre in maniera pedonale, quindi si possono visitare attraverso o con la macchina o con i treni, quindi che sono molto comodi, però tutte le persone che vengono a visitare le Cinque Terre sono proprio appassionate di questi sentieri dove si può fare trekking e si può fare delle bellissime passeggiate come oggi vista mare. Le caratteristiche del borgo di Volastra quali sono? Che rispetto ai centri delle Cinque Terre, quindi Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza e Monterosso, essendo un pochino più in alto è uno dei posti un pochino più tranquilli, quindi anche nei periodi di affluenza maggiore di persone, di turisti, Volastra rimane sempre un pochino più privata e c'è meno problematiche, diciamo, di affluenza di turisti. All'interno del borgo abbiamo un ristorante molto carino che è il Tirabuchon, che è di un carissimo amico, e abbiamo poi un alimentare, avete una gastronomia, quindi avete tutti i servizi di base che potete usufruire senza dovervi spostare con la macchina e dover raggiungere altre località. Bene, ben arrivati. Ora vi racconto la storia di questo laboratorio artigianale. Quindi attualmente è accatastato sia dal punto di vista urbanistico e catastale come laboratorio artigianale, perché il proprietario era appassionato di miele e quindi aveva creato in questo piccolo fabbricato proprio la produzione del miele che faceva proprio qua delle Cinque Terre. Poi per impegni suoi ha deciso di diminuire un po' l'impegno e quindi adesso lo abbiamo messo in vendita. Perché vi voglio presentare questo immobile? Perché potrebbe essere un ottimo punto d'appoggio se avete un utilizzo appunto anche voi artigianale oppure come deposito, magazzino, ma soprattutto avendo anche un piccolo lavello e il bagno di servizio potrebbe anche essere utilizzato come un eventuale punto d'appoggio. Ufficialmente, urbanisticamente non è una civile abitazione, quindi non si può affittare o si può, diciamo, subaffittare come casa vacanze, ma se qualcuno dice io vengo qua, mi vado a fare le passeggiate, mi fermo, metto un divano letto qua, si potrebbe anche utilizzare da questo punto di vista. Sicuramente è un ottimo investimento per il prezzo che poi vedrete nell'annuncio, e Volastra ha questa caratteristica di essere molto visitata dai turisti che passano tra Manarola in direzione del Sentiero Azzurro, che poi da Corniglia va verso Vernazza, e quindi una caratteristica di questo immobile è anche essere già tutto messo a posto. Dobbiamo finire di rifinire magari le parti del soffitto, perché qua ora era stata adibita appunto al laboratorio artigianale, e essere un pochino personalizzato nelle finiture, l'angolo cottura e il bagno. Bene, vi saluto e vi aspetto nei prossimi video.